Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. È giallo sulla morte di Erina Licari, la donna di Petrosino che ieri sera è stata attaccata e uccisa dal suo cane. La vittima era andata a portargli da mangiare ma non è più tornata a trovare il corpo, il marito e il figlio della donna. Ancora aggressioni a personale sanitario a Messina, 2 casi avvenuti nel pomeriggio di ieri al Papardo e al Policlinico. Vittime 2 infermiere, arrestata per lesioni una donna. A Ragusa la direzione sanitaria traccia un bilancio dell'ultimo anno, mancano circa 200 medici, in sofferenza il pronto soccorso e le guardie mediche. Incubo acqua Caltanissetta, torna il divieto di utilizzo per scopi alimentari per la presenza di alcune sostanze potenzialmente pericolose. È la 6ª ordinanza in 9 mesi. Botta e risposta da Palermo a Catania tra governo e opposizione sulla separazione delle carriere dei magistrati. Per il vice premier Tajani la riforma servirà ai cittadini. Per la Dem Serracchiani è un progetto contro le toghe. Tornano le giornate FAI di primavera. In Sicilia sono 60 i luoghi di interesse storico e artistico aperti al pubblico in 20 città. Con le nostre telecamere siamo andati alla scoperta di alcuni di questi siti. Calcio Serie C, periodo nero per il Trapani che incassa la 5ª sconfitta consecutiva. A Cava dei Tirreni finisce 2-1. Sempre più in salita il cammino dei Granata verso i play-off. Obiettivo continuità invece per il Catania che domani scende in campo al Massimino contro il Crotone. Messina in cerca di punti contro il Giuliano. Bentrovati, lo avete sentito, è diventato un giallo la morte di Erina Licari, la donna di Petrosino che ieri sera è stata attaccata e uccisa dal suo cane. Si indaga su quanto possa essere accaduto in questo garage dove appunto lei era andata per portare da mangiare al cane che tra l'altro era anche legato ma non è più tornata a scoprire il corpo senza vita, il marito e il figlio della donna. Laura Spanò. Erina Licari, 62 anni, ne avrebbe compiuti 63 a luglio, è stata attaccata e uccisa dal suo meticcio. Tutto è accaduto ieri sera nel garage dell'abitazione della vittima che si trova nei pressi del campo sportivo nella zona tra via Trapani e viale Mediterraneo a Petrosino, comune del Trapanese. La donna verso sera era andata a portare da mangiare al suo meticcio che è legato in garage. Da quel momento non si hanno più notizie. La macabra scoperta la fanno qualche ora dopo il marito appena rientrato e il figlio che nonostante a casa non si è accorto di nulla di quanto era accaduto nel vicino garage. Una scena raccapricciante quella che si è parata davanti agli occhi dei 2 uomini. Erina a terra morta, il meticcio ancora legato e con il manto intriso di sangue della vittima accanto alla scodella con il cibo. Scattato l'allarme quando i soccorritori del 118 sono arrivati hanno solo constatato il decesso della donna. Sul posto anche la polizia che ha provveduto a trasferire il meticcio presso il canile municipale. Il corpo della donna invece si trova all'obitorio in attesa dell'autopsia che potrebbe essere seguita già nella giornata di lunedì. Indagini sono in corso da parte della polizia coordinata dalla procura di Marsala per capire cosa realmente abbia scatenato la furia del cane tanto da attaccare la donna. E intanto sulla vicenda parla il nipote della vittima che racconta che lo zio e il cugino da tempo vedono tanti cani aggirarsi nella zona, attirati anche dall'odore dei rifiuti, ma che non era mai accaduto un fatto del genere. Dice l'uomo che non crede che ad aggredire la zia sia stato il meticcio di famiglia, come ritengono invece gli inquirenti. In passato ci sono state altre aggressioni, ma mai una cosa tanto grave. Forse, conclude l'uomo, mia zia si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. C'è intanto un'ultima ora, un uomo di 70 anni è morto nel Messinese precipitando da un'altezza di 60 metri sulle colline sovrastanti Mili San Pietro. Ancora non è chiaro cosa sia successo, a indagare sono i carabinieri. È complicato il recupero del corpo da parte dei vigili del fuoco a causa della zona impervia. La salma è stata poi consegnata alla famiglia. Restiamo a Messina. Per parlare di aggressioni a personale sanitario. 2 i casi che si sono verificati nei pronto soccorso di 2 differenti ospedali e si riaccendono naturalmente così i riflettori sul tema della violenza a danni di medici e infermieri. Francesco Triolo.
Due differenti episodi, uno all'ospedale Papardo, l'altro al Policlinico Universitario, entrambi avvenuti venerdì pomeriggio. Due aggressioni a personale sanitario che a Messina fanno tornare la preoccupazione per la violenza nei pronto soccorso. Al Policlinico di Messina, una 57enne con le stampelle che aveva in dotazione ha colpito prima un'infermiera, poi il poliziotto in turno al posto fisso, che era intervenuto prontamente per prestare soccorso, allertato dal sistema di videosorveglianza della struttura. La 57enne è stata arrestata mentre l'infermiera e il poliziotto sono stati medicati e ritenuti guaribili rispettivamente in 4 e 3 giorni. Al Papardo a farne le spese invece è stata un'infermiera colpita da un calcio all'addome e ferita con una siringa dalla stessa paziente psichiatrica che aveva in cura, riaccendendo così i riflettori su una situazione diventata ormai insostenibile per medici, infermieri, operatori sanitari costretti a lavorare in un ambiente dove il rischio di aggressioni è diventato la norma. Un episodio che, hanno denunciato i sindacati, riporta l'attenzione sulla difficile e già più volte denunciata situazione dei pazienti psichiatrici. Non è la prima volta che al Papardo accadono aggressioni del genere, per questo vengono chieste misure concrete per garantire la sicurezza del personale sanitario. E c'è un altro tema che riguarda la sanità siciliana, non solo le aggressioni al personale sanitario, ma la mancanza soprattutto di medici. A Ragusa ne mancano 200 in sofferenza, soprattutto i pronto soccorso e le guardie mediche. Ci dice tutto Veronica Barbarino. 17 giorni in media per effettuare un esame istologico, un nuovo reparto di chirurgia modica, l'ampliamento del pronto soccorso di Ragusa, nuove attrezzature diagnostiche, convenzioni per abbattere il problema delle liste d'attesa. Questo e altro è stato fatto nell'ultimo anno dalla Direzione Generale dell'ASP di Ragusa, ma nonostante i progressi il sistema sanitario provinciale affronta una grave carenza di camici bianchi. Servirebbero 784 medici, ma solo 554 sono titolari di contratto a tempo determinato o indeterminato in servizio. Per colmare questo divario sono stati assunti neolaureati, richiamati medici pensionati, conferiti incarichi libero professionali, stipulate convenzioni universitarie e aperti 17 concorsi per reclutamento. Ma nonostante tutto la dotazione organica rimane insufficiente, soprattutto nel pronto soccorso. Stesso problema nelle guardie mediche, dove dovrebbero esserci 31 medici, ma ne sono presenti soltanto 11. Abbiamo proprio l'altro giorno inviato alla Regione le zone carenti, quindi ora dal reclutamento regionale vedremo quanti medici arriveranno e quante guardie mediche potremo attivare. Sicuramente laddove non ci saranno i medici per attivare la guardia medica turistica, attiveremo gli ambulatori infermieristici come si fa ormai da un po' di anni. Il malcontento sociale sulle criticità dei pronto soccorso non favorisce l'avvicinamento e la permanenza dei medici. A questo pensiero si accorda il Comitato Civico articolo 32, che propone la presa in carico anticipato da parte del servizio infermieristico. Si tratta, negli infortuni meno gravi, di accompagnare direttamente l'utente nel reparto di competenza. Faccio l'esempio, l'ortopedia per quanto riguarda le piccole cadute, la scheggia nell'occhio in oculistica, e consentire quindi al medico del pronto soccorso di concentrarsi su quelle che sono le emergenze più gravi. Una soluzione adottata già in altre regioni, non è detto che non possa essere ascoltata. Caltanissetta di nuovo senza acqua, torna il divieto del suo utilizzo per scopi alimentari e la sesta ordinanza di non potabilità in 9 mesi. L'opposizione chiede spiegazioni al sindaco. Rita Cinardi. Non c'è pace per i cittadini di Caltanissetta, ancora una volta costretti a rifornirsi di bottiglie di acqua minerale per poter cucinare. Da ieri, infatti, per l'ennesima volta è stata emanata dal sindaco Walter Tesauro una nuova ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua per scopi alimentari a causa della presenza di trialometani. Il provvedimento, che riguarda tutto il centro abitato, resterà vigente fino a quando i valori rientreranno nella norma. Un problema che si ripresenta ciclicamente e contro il quale, secondo la consigliera comunale di opposizione Annalisa Petitto, l'amministrazione comunale non starebbe portando avanti azioni decisive. Quella di ieri è la sesta ordinanza sindacale di non potabilità dell'acqua emessa dal sindaco Tesauro in appena 9 mesi della sua amministrazione, praticamente una media di un'ordinanza di non potabilità ogni 45 giorni. La città di Caltanissetta e i nissenni sono stremati da un problema che ormai è diventato cronico e non è più tollerabile che il sindaco continui a tacere su quelle che sono le cause di questo inquinamento e continui a tacere su quelle che sono le sue iniziative perché il problema non si ripeta più.
Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha sequestrato centinaia di documenti tra le sedi di Qualità, Acquati Idrico e Acqualia nell'ambito di un'indagine della Procura di Caltanissetta per i reati di frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale. Quest'ultima si baserebbe su una relazione dell'ARPA del 2023 che aveva certificato l'inquinamento ambientale causato da diversi impianti di depurazione. Nell'inchiesta sono coinvolti a vario titolo i dirigenti dei diversi enti coinvolti nella gestione della distribuzione idrica nel Nisseno. Un uomo di 58 anni è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto attorno alle 20:30 alle porte di Catania in via San Giovanni Galermo. L'uomo alla guida di uno scooter per cause in via di accertamento si è scontrato con un'auto morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per ricostruire appunto la dinamica di questo incidente. A proposito di carabinieri, sempre a Catania hanno salvato la vita ad un giovane di 21 anni che la notte scorsa voleva togliersi la vita buttandosi dal cornicione del secondo piano di un palazzo in Piazza Duomo. I militari sono intervenuti attorno alle 23:30 a seguito delle segnalazioni di numerosi passanti che avevano notato appunto questo giovane sul cornicione a 10 metri da terra urlare che si sarebbe buttato giù per farla finita. Gli uomini del nucleo radiomobile hanno raggiunto il balcone che era più vicino a lui, iniziando a parlargli per stabilire un contatto fino a quando sono riusciti ad afferrarlo per un braccio e salvarlo. A Catania, sempre a Catania, un tunisino di 22 anni si è rifiutato di farsi identificare, ha aggredito a calci e pugni e minacciato di morte gli agenti che con l'auto di servizio lo avevano portato negli uffici di polizia. Ha dato una testata al volto di uno dei due agenti e colpito l'altro con un calcio alla mano, procurandogli una frattura ad un dito. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. E adesso andiamo a Palermo, dove invece ci sono stati una serie di furti, ladri in azione in un bar tabacchi a Palermo, nella zona di Viale Regione Siciliana. I malviventi, utilizzando un'auto rubata, hanno sfondato l'ingresso del bar. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire appunto agli autori. Due uomini armati di pistole incappucciati, invece sempre a Palermo, hanno fatto irruzione in un supermercato in via Tommaso Natale, hanno minacciato i dipendenti alla presenza di diversi clienti, si sono diretti alle casse e le hanno portate via. Gli agenti le hanno trovate svuotate non distante appunto dal luogo dove è avvenuta questa rapina. E adesso cambiamo argomento, ma restiamo a Palermo. La riforma della giustizia del governo al centro dell'incontro di oggi, promosso da Forza Italia. Protagonista il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Manlio Viola. Sbarca a Palermo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, oggi chiamato a trarre le conclusioni dell'incontro di Forza Italia sulla giustizia che si tiene al Teatro Politeama. Perché la riforma della giustizia è una riforma che è per i cittadini, non è contro nessuno, anzi è una riforma destinata a esaltare il ruolo dei magistrati, a depoliticizzare la magistratura. Abbiamo approvato anche la riforma delle intercettazioni, quindi stiamo ridisegnando un sistema che non è lassista, ma che impedisce che accadano vicende come quelle che purtroppo accadono nel nostro Paese, dove il 50% di coloro che sono in carcerazione preventiva poi sono innocenti, quindi anche un tema che riguarda la situazione nelle carceri. Ai lavori anche i capigruppo di Camera e Senato, Barelli e Gasparri, il vice capo delegazione azzurro in Europa Marco Falcone, il vice ministro della giustizia Sisto. E sulla riforma della giustizia, la separazione delle carriere, di tutt'altro parere l'esponente dell'opposizione Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del Partito Democratico. L'ha sentita a Catania Adelaide Barbagallo. Non è una separazione delle carriere, è una separazione dei giudici, che tra l'altro ha degli effetti negativi molto importanti non solo sulla nostra Costituzione ma proprio sulla nostra forma di democrazia. La separazione delle carriere si poteva fare con una legge ordinaria, la si fa con riforma della Costituzione perché si vuole incidere sulla indipendenza e l'autonomia della magistratura e soprattutto separando i pubblici ministeri e creando questi due mezzi poteri, dividendo l'ordine giudiziario, si ottiene addirittura l'eterogenesi dei fini, e cioè i pubblici ministeri rischiano
rischiano di diventare più forti, e nei paesi nei quali si è fatta la separazione delle carriere e i pubblici ministeri sono diventati più forti sono finiti sotto l'esecutivo, che è un po' quello che ci ha detto Del Mastro. È netta la posizione di Deborah Serracchiani sulla riforma della giustizia. A Catania, per un incontro moderato dal segretario del PD in Sicilia Anthony Barbagallo, la responsabile della giustizia del PD si mostra fiduciosa sulla ricomposizione delle frizioni del partito in Sicilia, che è stato commissariato proprio per le tante tensioni interne. C'è un commissario che ha il compito, Nico Stumpo, che è un collega deputato, di garantire il percorso del congresso, e sono convinta che ritroveremo un punto di sintesi. Barbagallo è un segretario regionale che ha avuto ed ha una grande responsabilità e condurrà il partito sicuramente a questa sintesi. La riconversione degli impianti Eni di Priolo e Ragusa potrebbe essere devastante per l'occupazione di gran parte della Sicilia. Questo è il grido di allarme che arriva dai sindaci del territorio riuniti in mattinata a Siracusa. Il presidente di ANCI Sicilia al nostro TG dice: anche noi vogliamo essere coinvolti nei tavoli. Francesco Aloi. Lo stop alla chimica di base previsto da Eni preoccupa. La riconversione green degli impianti di Siracusa e Ragusa, anche secondo l'ANCI, potrebbe avere ripercussioni devastanti a livello occupazionale ed economico su tutto il sud-est della Sicilia. I sindaci vogliono sedersi al tavolo con le parti coinvolte e lo hanno ribadito nell'aula consigliare di Palazzo Vermexio a Siracusa. Abbiamo delle responsabilità sul territorio e qualcuno fa finta di dimenticare. Al tavolo della discussione per essere propositivi e costruttivi. Se da un lato governo e azienda rassicurano, dall'altro i lavoratori vedono un futuro tutt'altro che nitido. Più del 50% del PIL del siracusano arriva proprio da quest'area. Siamo a favore di uno sviluppo e di una riconversione, ma la crisi si affronta a partire dalla sostenibilità e dagli investimenti. Ma la riconversione preoccupa molto anche a Ragusa, dove gli impianti sono già fermi. Siamo ovviamente preoccupati per il mantenimento del livello occupazionale attuale, per salvare anche le posizioni di chi lavora nell'indotto. E la tutela dei posti di lavoro è prioritaria, come ribadiscono anche i sindacati. E restiamo a Siracusa perché al liceo Einaudi è stato simulato l'interrogatorio di un boss dell''ndrangheta, un progetto educativo promosso dal questore Pellicone. Vediamo. Le 2:30 di notte. Io sparai 7 colpi di pistola, capitolo 765 alla strada cinese del Bardus. Un interrogatorio di polizia a scuola. Da un lato c'è un funzionario della squadra mobile di Reggio Calabria, dall'altro un boss dell''ndrangheta. Per quanto riguarda invece la pistola utilizzata, l'avevo rubata nell'abitazione della Di Maria. Una cosa particolare, si trovava in un armadio dentro una borsa mentre facevo il furto che trovavo. Naturalmente è una messa in scena, con l'attore siracusano Attilio Ierna, il questore. Fu proprio lui a condurre l'interrogatorio, quello vero, quando lavorava in Calabria. Poi l'idea di trascrivere tutto e farlo rivivere ai giovani. Si tratta di un'indagine che ho condotto personalmente alcuni anni fa, quando ero un po' più giovane, e abbiamo voluto realizzare questo incontro con gli studenti proprio per far rivivere agli studenti un'indagine e per far comprendere a loro cosa voglia dire, quale sia la vita di un delinquente e farli riflettere. Mi disse di portare a termine l'omicidio senza problemi, perché della sorella a lui non gliene fregava niente. Un'iniziativa che ha catturato l'attenzione dei ragazzi. Abbiamo mostrato loro anche alcuni filmati e i filmati degli arresti dei soggetti coinvolti nell'indagine. E il famoso slogan della polizia, esserci sempre, è rivolto anche ai giovani. È a loro che bisogna indicare la giusta strada da seguire per un domani sempre all'insegna della legalità. Tornano le giornate FAI di primavera grazie ai volontari del Fondo per l'Ambiente. Si possono visitare 60 luoghi speciali di interesse storico e artistico in 20 città della nostra regione. Eva Spampinato ci guida in alcuni di questi siti. Vediamo.
Bellezza, arte, cultura, natura e meraviglie del nostro territorio da scoprire o riscoprire. 2 giorni per tuffarsi tra i palazzi d'epoca, le chiese, i giardini all'italiana, luoghi sconosciuti che diventano una sorpresa per i turisti ma anche per gli stessi catanesi, come Villa Gravina a San Gregorio di Catania, antico casale della metà del Settecento, aperto al pubblico per la prima volta grazie alle giornate FAI di primavera, oggi e domani. Il Fondo per l'Ambiente Italiano apre le porte di 60 luoghi speciali in 20 città della Sicilia. Quest'anno compie tra l'altro 50 anni e ha deciso, come sempre, come tutti gli anni, di aprire le porte dell'incredibile. 12 sono i luoghi di interesse a Catania e provincia, tra questi la residenza di villeggiatura di esponenti della nobiltà e dell'alta borghesia catanese dell'epoca. Qui la rigogliosa natura esterna dialoga con quella delle pareti interne decorate con la carta da parati di Dufour e Leroy, un capolavoro della manifattura francese dei primi dell'Ottocento. Ma c'è anche la casa museo dell'artista Giovanna Brogno Sonnino, un palazzo dei primi del Novecento, vera sorpresa nel cuore verace della città, via Plebiscito. Quando io sono arrivata qui non c'erano le tabelle millesimali, ci stavano solo 2 vecchiette, il palazzo era completamente abbandonato, quindi è stato un lavoro fatto negli anni. E per chi volesse fare una passeggiata fuori città, a Castiglione di Sicilia potrà scoprire la cuba bizantina, un gioiello incastonato nella valle dell'Alcantara. Ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con un'ampia pagina dedicata come sempre al calcio e soprattutto al periodo nero per il Trapani che è alla sua quinta sconfitta in campionato consecutiva naturalmente, perde 2-1 contro la Cavese. Vi diciamo tutto tra poco, restate con noi. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, la Serie C, sconfitta beffa per il Trapani che perde per 2-1 contro la Cavese dopo essere passato in vantaggio. Si complica il cammino dei siciliani verso i play-off. Ci dice tutto Franco Cammarasana. Mese di marzo più nero che non si può per il Trapani che a Cava dei Tirreni incassa la quinta sconfitta consecutiva, compromettendo seriamente la sua partecipazione ai playoff. Partita decisa essenzialmente da alcune grosse ingenuità della squadra granata per oltre un'ora in inferiorità numerica per l'espulsione dopo appena 11 minuti di Liotti, protagonista di questa reazione scomposta nei confronti di Vitale. Poco più di un minuto prima la Cavese aveva sfiorato il vantaggio con questa conclusione di Chiricò respinta dal palo. Al 29esimo era invece Carraro a salvare sulla linea una conclusione ravvicinata di Sanipoli. Torrente a questo punto passava alla difesa a 3, gettando nella mischia Mulè, e il Trapani cominciava a reggere meglio il confronto, rendendosi anche pericoloso. Carraro al 51esimo non sbagliava e con un gran sinistro dal limite portava il Trapani in vantaggio. Partita in controllo da parte dei Granata, poco lucidi però in difesa, e al 60esimo Fella li puniva siglando il gol del pari. Al 76esimo anche la Cavese rimaneva in 10 per l'espulsione di Diana e all'82esimo il Trapani aveva la possibilità di riportarsi in vantaggio, ma Anatriello da 2 passi calciava debolmente sul portiere Lamberti. Gol sbagliato, gol subito. Al 90esimo, su un cross dalla destra di Chiricò, i Granata consentivano all'accorrente Loreto di spingere indisturbato il pallone di testa in rete, subendo così una amara sconfitta che sa tanto di beffa. Il Catania invece domani in campo alle 12:30 contro il Crotone al Massimino. Obiettivo è dare continuità. Partita dall'alto coefficiente di difficoltà, ha detto Toscano, presentando la sfida appunto contro i calabresi. Francesco Triolo. Un paio di ballottaggi, molte conferme. Mimmo Toscano sceglie la strada della continuità in vista della gara di domani al Massimino contro il Crotone, una gara che mette in palio punti pesanti e la corsa playoff, un avversario pronto a non concedere nulla e, come ha detto Toscano presentando la gara, sono proprio queste le partite che consentono poi di arrivare all'obiettivo finale. Una partita con un coefficiente di difficoltà alto, perché il Crotone c'ha soprattutto nel reparto avanzato, ma anche negli altri reparti, giocatori di prima fascia,
è una squadra secondo me di prima fascia, che magari è partita non tanto bene, ma oggi i suoi valori stanno uscendo fuori, però ha un parco attaccanti che da prime 2-3 squadre. Poche le variazioni sul fronte formazione rispetto al derby col Messina, out Ruperini per influenza, oltre Guglielmotti e Inglese. In difesa l'unico dubbio riguarda la maglia da titolare, accanto a Gherardi e Di Gennaro, favorito l'ormai recuperato Allegretto. A centrocampo molto dipenderà dalla posizione di Lunetta, se sulla fascia o sulla tre quarti insieme a Jimenez. Stoppa deve recuperare appieno il ritmo gara, in avanti probabile conferma per Montalto, con De Paoli da utilizzare magari a partire in corso, ma è un altro aspetto che ha voluto sottolineare l'allenatore. Ho visto questa settimana una squadra dove tutti vogliono giocare, è la cosa che mi piace di più, perché poi il livello di competizione è alto, il livello dell'allenamento è alto, la qualità si alza, questo è l'aspetto più importante. Poi a prescindere chi scenderà in campo, come scenderà in campo la squadra, la strategia di gara che attueremo è l'atteggiamento, la disponibilità, la concentrazione e mettere davanti il Catania e la squadra prima di tutto, di ogni cosa. In casa a Crotone, oltre allo squalificato Vinicius, mancheranno Vizak, Girone e Beraberis. In dubbio anche Di Pasquale, dovrebbero esserci invece Guerini e Groppelli, nonostante abbiano lavorato a parte, e Gallo, che ha scontato il turno di squalifica. E sempre domani trasferta in Campania per il Messina, che verrà ospitato dal Giuliano. Sergio Colosi. A Giuliano il Messina cerca punti e gol per agganciare il play-out con la Casertana, che oggi non si disputerebbe per le 9 lunghezze di differenza tra le due squadre. Comincia per i giallorossi un mini torneo di 5 giornate e un turno di riposo. Il Messina, scortato dall'affetto dei tifosi ma devastato dai risultati, dalle penalizzazioni e dalle problematiche societarie, prova l'impresa contro un Giuliano tornato in corsa per i play-off dopo la vittoria di Trapani. Banchieri ritrova in mediana Crimi e Buchel, Muscoli e Fosforo dell'11 peloritano. Pronto al rientro anche Gianfi sulla destra, recuperato in difesa Marino con Dumbravana ancora squalificato e impegnato con la nazionale moldava. Sul fronte societario c'è movimento ma nulla di sostanziale. Il gruppo americano, in attesa del closing, ha offerto ai proprietari la copertura delle prossime spese con la formula del prestito sostenuto da idonee garanzie. Un'azienda italiana operante nel settore dell'energia e degli impianti fotovoltaici ha presentato ieri una manifestazione di interesse. Ci fermiamo con questo servizio che chiude appunto questa edizione del TG Sicilia. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.